campi scuola per i ragazzi si confermano un'occasione straordinariamente importante. Noi oggi siamo qui a Pasiano di Pordenone, abbiamo salutato i ragazzi che stanno facendo delle prove per la difesa di alcuni argini in condizioni di esondazione. Si conferma, secondo me, il modo con il quale abbiamo deciso di fare questa attività formativa da quest'anno, quindi campi scuola distribuiti sul territorio, coinvolgono le squadre comunali, possono coinvolgere le famiglie, creano quella cultura di protezione civile che ci è tanto cara ed importante per la sicurezza della popolazione. Vedo ragazzi contenti, vedo volontari contenti e credo che questo sia la cosa più importante, proseguire in questo lavoro straordinario che è un lavoro senz'altro di conoscenza delle tecniche migliori, ma è un grande approccio di natura culturale verso il quale tutti quanti dobbiamo rivolgerci.